tu ancora non hai salutato il tuo fratello, approfitta di questo momento con un bel sorriso in faccia, finché non cominciamo, dai. Per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, servirti, Signore, e niente potrà
innanzitutto, grazie per la tua bontà, per la tua grazia e la tua misericordia. Signore, io non ho parole. Io non ho parole per esprimere la tua grandezza, la tua maestà, ma col cuore aperto, Padre, io lodo il tuo nome. Io riconosco, Padre, che tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Tu sei il Signore della nostra vita. Tu sei quello più grande che c'è qui in questa sera. Tu sei quello in cui motivo sono qui oggi, per adorare, per lodare e ingrandire il tuo nome, Padre. Benedici ogni vita che è qui, Padre. Benedici ogni cuore che è qui, Padre. Tu conosci ognuno, Padre. Tu conosci il cuore di ognuno che è entrato qui in questa sera. E che il Signore non possa permettere, Padre, che usciamo da qui oggi dallo stesso modo che siamo entrati, ma sì che possiamo uscire da qui pieno del tuo Spirito, pieno della tua grazia, pieno della tua luce, Padre. Nel nome di Gesù, ricevi la nostra lode, ricevi la nostra lode, Padre, nel nome di Gesù. Vicino al pozzo ero io, quando uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapere, mi ha offerto un'acqua che mai finirà.
Alza le tue mani al cielo. Alza le tue mani al cielo. Grazie Signore, tu sei la fonte della nostra vita. È solo per te che noi siamo qui, Signore. È tutto per te, è da te. Alleluia. Alleluia. Sempre più diminuendo, perché importa che lui cresca e lui è il mio piacere sta. Non sono degno di slacciare, di calzare e lui è la mia vita. Io cammino con la certezza che Gesù è Cristo, è Cristo. È per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, Signore dei miei giorni, sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, e sempre più doendo, perché importa. Lui dichiara, in lui il mio piacere sta. Non sono degno di slacciare, di calzare. In lui la vita sta. Io cammino con la certezza, perché deluderà. Io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signori dei miei giorni, è Cristo, è Cristo. È per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore. Sovrano in potenza libera, hai dominio di ogni cosa, Cristo, portando e libera, è sovrano in potenza libera, hai dominio. Cristo verrà, soltanto la tua ricompensa è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore.
è sovrano, è sovrano, è sovrano, è sovrano. Meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita, meraviglioso, meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, tua presenza indesiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Come aspetto intorno in cui vedrò il volto del mio amato dichiarerà. Come aspetto per cui l'allegria sarà in me completa. Come aspetto in cui vedrò il volto. Come aspetto l'allegria sarà in me meraviglioso. Oh, santo, santo. È glorioso, glorioso, la tua presenza è quello che desideriamo di più. Seconda massa, è meglio della vita, meraviglioso, è meraviglioso. Oh, così sublime, così sublime. Oh, la tua presenza è
riempi questo posto, Gesù, con la tua gloria, Signore. Dove c'è la tua potenza non c'è nient'altro, Signore. Vieni nei nostri cuori, Signore, affinché possiamo non soltanto dichiarare, ma credere a ciò che tu hai detto. Vi confesso che questa sera mi sono molto rattristato. Questo è il quarto, quinto adorarti, il culto di quest'anno. E ogni culto che abbiamo fatto, il giorno del culto, ci chiamavano delle famiglie, ci dicevano: guarda, oggi sto male, non vengo in chiesa, c'è questo virus che gira, oggi ho questo impegno, non vengo. Il primo adorarti, il secondo, il terzo. Io questa settimana non sono stato bene, ma ho pensato, mi sembra che la situazione sia migliorata, mi sembra che le persone stiano molto meglio, che abbiano recuperato la salute. Oggi sono sicuro che vedremo la chiesa piena di persone. E questo pomeriggio ci scrive un messaggio, una sorella della chiesa ci dice: guarda, oggi io e la mia famiglia non ci sentiamo bene, non possiamo venire in chiesa. Dopo un po' mi scrive un messaggio un fratello: oggi io e la mia famiglia non riusciamo a venire in chiesa, non ci sentiamo bene. Poco prima del culto ci manda anche un messaggio un'altra sorella: oggi non mi sento bene, non posso venire in chiesa. Ho detto: ma come Dio, ma com'è possibile? Sono uscito là fuori
mezz'ora prima del culto più o meno, è arrivato in macchina un fratello con la gamba rotta. Ha detto: guarda, mi sono rotto la gamba ieri, oggi torno a casa, seguirò il culto online. E io sono entrato dentro, mi sono inginocchiato, ho detto: Dio, di nuovo un altro culto in cui le famiglie della chiesa non riescono a partecipare ancora una volta. Sapete, sono stato triste, mi sono rattristato e mi sono rattristato anche con Dio. Ma nel momento in cui ho detto queste parole a Dio, Lui mi ha risposto: perché sei qua? Per chi sei qua? Sei qua per le persone? Sei qua per le famiglie? O sei qua per me? Per chi siamo qua? E ogni lode che abbiamo cantato fino adesso ci ha portato ad avere un'unica certezza: noi vogliamo che Lui sia qua, che Egli venga qua, che Lui sia qua, che il suo nome sia esaltato in questo luogo, che non veniamo qua per persone, che non veniamo qua per famiglie, che non veniamo qua per quello che c'è intorno, per l'ambiente che c'è qua, ma che veniamo qua per Lui. Perché per ascoltare una parola possiamo farlo anche da casa, ma qua risiede la presenza di Dio. Quando la Chiesa si unisce insieme, dove 2 o 3 sono uniti nel suo nome, Lui è presente e Lui è qua questa sera. E se oggi tu sei venuto qua per qualsiasi altro motivo, comincia a cambiare la motivazione per il quale tu vieni in chiesa. Devi venire per Lui. È per Lui che noi oggi siamo qua e è per Lui che stiamo cantando, lodando, è Lui che stiamo adorando e Lui continueremo ad adorare. E voglio invitarti ancora una volta, insieme, come uno in Cristo, lodiamo a Lui, chiamiamo il suo nome Yeshua in mezzo a noi, chiamiamo il suo nome Yeshua su questa chiesa, chiamiamo il suo nome Yeshua sulle nostre case. Inizia a gridare questo nome, inizia a cantare questo nome e invocalo questa sera in questo luogo, perché è per Lui che noi siamo qua, è a Lui che va la nostra attenzione, è a Lui che va ogni nostra lode, è a Lui che va la nostra disponibilità, è a Lui che va ogni cosa della nostra vita, è a Lui, Gesù, Signore sulla nostra vita, Signore dei Signori, Re dei Re. È a Lui il nostro Salvatore, il nostro Redentore, è a Lui, colui che ci ha riscattato, è a Lui, colui che ci cura, è a Lui, colui che provvede alle nostre case, è a Lui, colui che per primo ci ha amato e sempre ci amerà, è a Lui.
Maranatha, Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Maranatha. Oh, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dove sono gli adoratori? Dove sono? Apri. Oh, oh, oh. Maranatha, ora. Maranatha. Oh, oh, oh. Maranatha. 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 Oh, oh, oh. Le voci Maranatha. Maranatha, ora vieni. Maranatha. Oh, Maranatha. È per Lui, è solo per Lui, e tutto va a Lui, e ogni cosa viene da Lui. Alleluia, gloria, gloria. Amen. Signore Gesù, ricevi l'adorazione della tua Chiesa. Il meglio che ognuno di noi ha da offrirti è qua. Ricevilo, è per te. Noi siamo qua per te. Noi siamo qua per te. Amen. Amen. Gloria a Dio. Quanto è sublime la sua presenza, come abbiamo appena dichiarato. Quanto è sublime e meravigliosa la sua presenza. Gloria a Dio, perché Lui è fedele, non lascia di manifestarsi in mezzo a noi, anche quando a volte noi siamo tristi con Lui, Lui non lascia. È fedele con noi e sempre lo sarà. Gloria a Dio. Amen. Possiamo accendere le luci. Dobbiamo proseguire con il nostro adorarti. Anche se in momenti come questi non vorremmo mai farli finire, no? Vorremmo che andassero avanti fino alla fine del culto. Ma dobbiamo finire per una giusta causa oggi, perché abbiamo una bellissima cosa da fare, che è la presentazione di uno dei nostri nuovi bambini. Ci eravamo un po' dimenticati, è quasi 2 mesi che non presentiamo un bambino, 1 mese e mezzo, dopo 2 mesi a presentare bambini tutte le settimane. Ma voglio invitare qua Joshua per primo, con i suoi genitori, i suoi nonni che oggi sono qua.
chiedo di restare in piedi perché dopo faremo tutti quanti insieme una preghiera per benedire Joshua. Ma volevo lasciare un versetto per i genitori, ma anche per i nonni, no? Che si trova nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 5. Seconda Timoteo 1,5. Paolo sta scrivendo al suo figlio nella fede, però, Timoteo, e gli dice così: ricordi infatti la fede sincera che hai in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Amen. Questo versetto ci parla della fede di Timoteo, una fede che lo ha fatto crescere già in questa età che aveva, adolescenziale, giovane. Lui preservava questa fede, e questo è quello che noi ci vogliamo augurare per Joshua. Ma sappiamo che oggi lui non può capire quello che stiamo dicendo e potrà semplicemente essere benedetto dalla preghiera della Chiesa. Per questo in questi momenti quello che mi interessa di più magari è dare una parola per i genitori. E in questo versetto noi vediamo che chi ha promosso questa fede nel piccolo Timoteo fin da quando era giovane sono stati i genitori, sono stati anche i nonni, Eunice, Loide. E noi sappiamo che questo compito spetta per primo a voi. Noi vi abbiamo visto crescere in questa chiesa, vi abbiamo visto mettervi insieme, abbiamo visto tutta la vostra storia in ogni suo ambito, vi abbiamo visto unirvi in matrimonio. Oggi siete qua a fare questo bellissimo gesto che la Bibbia stessa ci chiede di fare: presentare vostro figlio davanti alla Chiesa, ma soprattutto davanti a Dio. Ma sapete che questa non è ancora la fine del vostro ruolo da genitori, è solo l'inizio. E affinché un giorno potranno dire: io sono convinto, Joshua, che tu hai fede, questo dipenderà soprattutto da voi, da come voi lo istruirete, da come voi lo farete crescere, da come voi camminerete davanti a Lui, affinché Lui, imitandovi, possa diventare quell'uomo di Dio che sono sicuro voi aspirate che Lui diventi. E per questo motivo noi adesso pregheremo per Joshua, ma pregheremo anche per voi, affinché Dio vi capaciti, vi unga ogni giorno in questo ruolo da genitori. Amen. E non tutti i bambini che salgono su questo pulpito hanno la fortuna, se si può dire fortuna, di avere 2 nonni pastori. Quindi lasceremo la preghiera di benedizione ai nonni di Joshua. Amen, vi saluto con la pace. È un privilegio essere qua, stare insieme a voi, Pastore Enrico, Pastora Andrea e tutta la Chiesa. Amen. E soprattutto questo momento presentando il mio primo nipote al Signore. Questa è la ricchezza più importante che possiamo avere. Amen? Insieme che possiamo donare, che possiamo ringraziare il Signore per questo momento. Padre, noi vogliamo ringraziarti perché tu sei degno di tutto l'onore, di tutta la gloria. A te, Signore, la nostra vita, la nostra lode, il nostro culto. Questo momento, soprattutto, Signore, questo momento speciale in cui ti presentiamo la vita di Joshua, Signore, che tu possa continuare prendendo cura di lui, che lui possa crescere, che lui possa capire, che lui possa, Signore, veramente andare nella sua presenza tutti i giorni della sua vita, possa fruttificare, possa parlare del tuo nome, possa, Signore, proclamare la tua buona novella. Padre, noi siamo grati a te perché fin qui tu hai sostenuto la nostra vita, tu hai preso cura di noi, Signore, e in tutte le cose siamo più che vincitori perché tu sei un Dio presente, tu sei un Dio potente e tu sei un Dio che prendi cura di ogni persona che fida la sua vita a te. Padre, nel nome di Gesù, io voglio ringraziarti per la vita di Joshua, nel nome di Gesù. Amen. Bello, eh?
sempre una fonte di allegria, no? Poter presentare i nostri figli, i nostri piccoli di questa chiesa. Siamo una famiglia, quindi sarà un po' un figlio per tutti quanti noi. Abbiamo già visto che quando è entrato oggi c'erano 20 persone intorno a lui perché lo volevano vedere, perché come tutti i bambini che nascono in questa chiesa diventano proprio parte di questa famiglia. Quindi gloria a Dio per la vita di Joshua, per la sua famiglia, e mettiamo anche lui sempre nelle nostre preghiere come parte di questa casa. Amen. Vi chiedo di sedervi. Vi chiedo di sedervi davvero. Ma sì, dai. Abbiamo soltanto 2 avvisi da dare oggi, quindi non c'è molto da stare seduti. Preparatevi a rialzarvi. Vi do 2 avvisi molto velocemente. Primo avviso, please be brave. 8 febbraio, domenica prossima, quindi tutte le donne sono benvenute a venire qua in chiesa. Sarà domenica alle 4 di pomeriggio, sarà un tempo per voi, ma vi invitiamo a promuovere questo evento con le vostre amiche, con le vostre parenti. Fate venire più donne possibili. Se vogliono venire anche gli uomini, possono, ci aiuteranno a servire, ci aiuteranno a tenere i bambini, ci aiuteranno ad accogliere le donne che arrivano. Potete venire anche voi uomini, dopo staremo di là a berci un caffè, non daremo fastidio alle donne. Ma tutte le donne, benvenute a venire quindi al Be Brave, primo Be Brave di quest'anno, 8 febbraio alle ore 16. Prossimo avviso. Sono iniziate le iscrizioni al nostro corso Seguitemi, corso ministeriale per cominciare a lavorare in chiesa. Se tu ancora non hai fatto questo corso, ma hai il desiderio di lavorare, di cominciare a rispondere veramente alla chiamata di Dio a livello pratico all'interno di questa chiesa, puoi iscriverti al nostro corso. Le iscrizioni sono aperte. Per iscriversi è molto difficile. Devi andare sul gruppo di WhatsApp della chiesa, premere un bottone in cui c'è scritto: se clicchi qua entrerai in un gruppo WhatsApp, e questo bottone ti porterà in un altro gruppo WhatsApp, e da quel momento sarai già iscritto. Dovrai pagare i 300 euro di iscrizione no, scherzo, è gratis, il corso è gratis. Si richiede soltanto la presenza per riuscire ad apprendere veramente la visione della Chiesa, il modo in cui vogliamo lavorare, in cui stiamo lavorando in tutti i dipartimenti della Chiesa, qualche aspetto dottrinale, insomma gli elementi essenziali per cominciare a lavorare e a lavorare con compromesso qua in mezzo a noi. Amen. Quindi se vuoi iscriverti basta che sei nel gruppo della Chiesa e accedi a questo link. Se non sei nel gruppo della Chiesa, tragedia, devi entrare nel gruppo WhatsApp della Chiesa. 2 modi per farlo: o ti metto io o ti mette l'Andrea, quindi devi venire in contatto con noi. No, si può anche da Instagram, si può anche dalla bio di Instagram, c'è un bottone per entrare sul gruppo WhatsApp della Chiesa. Capito tutto? Sì? Molto bene. Allora sono finiti gli avvisi, vero? Ok. Prima di passare al momento della parola, che abbiamo ancora un'ora più o meno, quella poca voce che sentite che ho mi andrà via se parlo per un'ora. Quindi ci fermiamo un attimo, facciamo un momento di decime e di offerte. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, ci alziamo in piedi però, dai, così possiamo pregare insieme per le decime, per le offerte. Ci sarà il nostro fratello Douglas là dietro che ti può aiutare con il POS se vuoi dare un'offerta, col bancomat, con la carta. Come sempre non diciamo questo per chiedervi più soldi. Si può offertare anche 50 centesimi con la carta, non c'è nessun problema, è soltanto un fatto di comodità. Ma ci sono là dietro, troverete anche buste di missioni se volete fare un'offerta per le nostre opere missionarie, mantenere la nostra sorella che è in missione. Potete fare anche un'offerta di missioni. E basta, facciamo una preghiera. Tu che sei visitante in questo momento, non sentirti assolutamente in obbligo di fare un'offerta, non sentirti costretto assolutamente.
ma tu che credi che in questa casa, in questa chiesa, in questa famiglia, Dio ancora restauri vite, Dio ancora restauri famiglie, Dio ancora compie il sovrannaturale. Sei benvenuto a portare la tua offerta, la tua decima, affinché Dio possa continuare a fare questo per mezzo di quest'opera. Amen. Preghiamo, Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, e adesso, Signore, porteremo a te una forma di adorazione, le nostre decime, le nostre offerte, e ti chiediamo, Signore, che tu possa riceverle veramente come la migliore adorazione che oggi ti possiamo dare. Non di mala voglia né per forza, ma con gioia, così come tu vuoi, Signore. Benedice attraverso queste offerte ogni famiglia qua presente, la tua chiesa e le opere che ancora tu vuoi fare per mezzo di essa. Per questo ti preghiamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen. Signore Gesù, in questo momento ascolteremo la tua parola. E la mia preghiera, quantomeno, è che questa parola possa produrre in noi il frutto che tu vuoi, che tu ci faccia uscire da qua veramente convinti, motivati per vivere ciò che tu vuoi che noi viviamo o come tu vuoi che noi viviamo. Che la tua parola, come la stessa Bibbia dice, possa entrare nei nostri cuori e farci avere quello shock che ci porta a vivere qualcosa di nuovo, secondo la tua volontà, Dio. Questa è la mia preghiera. Parla a ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, voglio portare oggi una parola che ho già portato varie volte in realtà. Ogni volta magari la cambio un po' perché non sia sempre identica a quella precedente, ma a gennaio di ogni anno io porto questa parola. E quindi oggi stavo un po' male, ma ho detto no, devo predicare lo stesso perché oggi è il 31 gennaio, ancora non l'ho portata, devo portare la parola prima che finisca gennaio. La porto sempre a gennaio perché io credo che sia un principio più che fondamentale con il quale noi dobbiamo cominciare a vivere, quantomeno l'anno dovremo vivere sempre la nostra vita così, ma la porto a gennaio come fosse anche qualcosa di profetico, no? A partire da oggi noi come Chiesa, noi come figli di Dio inizieremo a camminare in questo modo. E se vi ricordate, per chi c'era a inizio anno, ho portato una parola sulla convinzione o le convinzioni che noi dobbiamo avere. E avevo detto che le convinzioni sono ciò che stanno alla base della nostra vita in realtà. E ci sono le convinzioni che producono motivazioni e le motivazioni producono un agire da parte nostra. In quella predica di qualche settimana fa ho parlato di convinzioni. Oggi voglio parlarvi di alcune motivazioni che io reputo fondamentali. E le reputo fondamentali per vivere la nostra chiamata come cristiani. Voglio partire da un versetto, in realtà parlo questo versetto qua soltanto un po' come scusa per dire ciò che voglio dire dopo. Seconda Corinzi capitolo 8 dice così: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della generosità. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Ho voluto cominciare da questi versetti soltanto perché oggi magari non parlerò propriamente di Gesù che è morto e risorto per noi, non parlerò magari propriamente della grazia che ha versato su di noi. E quando magari non si parla di determinati argomenti su un pulpito, no? Si tende a dire che la predica non è cristocentrica, no? Che non è Cristo al centro della predica. E oggi io parlerò di chiamata, come ho detto, quindi non parlerò propriamente di Gesù che è morto per noi, parlerò di noi, di una chiamata che Gesù ha dato a noi e quindi di come noi dobbiamo vivere questa chiamata, quali motivazioni dovrebbero spingerci a vivere questa chiamata. E per questo motivo ho voluto iniziare da questi versetti, perché in questi versetti vediamo questa chiesa di Macedonia, che era una chiesa povera, ma nonostante fosse una chiesa così povera ha voluto contribuire all'opera di Dio e ha dato non solo quello che aveva, ha dato anche più di quello che aveva
per l'opera di Dio, per rispondere alla chiamata, per fare l'opera di Dio. E in questi versetti Paolo dice che queste persone di Macedonia non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma hanno fatto molto di più e hanno dato se stessi prima a Dio e poi agli uomini. Ok, quindi ho voluto iniziare con questi versetti semplicemente per farvi vedere che nonostante magari oggi non parlerò di questi argomenti topici della fede cristiana come la risurrezione, la salvezza, la grazia, anche così questa parola sarà una parola che avrà Cristo come centro, perché la nostra chiamata ha Cristo come centro e noi dobbiamo darci completamente, anzi dobbiamo dare ancora più di quello che noi possiamo dare, prima a Lui e poi agli uomini. Amen. Bon, per intendere una parola su chiamata, ci sono alcuni punti che dobbiamo andare a capire. Il primo punto è: a chi è rivolta la chiamata? A chi è rivolta la chiamata di Gesù? A chi è rivolta? No, perché ad esempio nella Chiesa Cattolica chi ha la vocazione sono i preti, sono i sacerdoti, i vescovi, il Papa, no? Le persone che fanno parte del clero, loro hanno la vocazione, loro hanno la chiamata. Io vengo dalla Chiesa Cattolica e ho sentito tantissime testimonianze di preti che ci raccontavano come avevano avuto la vocazione, quali esperienze grandiose avevano avuto per ricevere la vocazione a poi diventare prete, a vivere la chiamata. Ma quando Martin Lutero ha fatto la riforma protestante, lui ha ripreso la radice di questa parola, vocazione, facendoci capire che la chiamata di Gesù non è soltanto per chi sta su un pulpito, non è soltanto per chi sta davanti a un'opera, non è per i preti, per i sacerdoti, non è per i pastori, non è per i leader, non è per i musicisti. La chiamata è per tutti quanti. Tutti quanti noi abbiamo una chiamata. Io oggi voglio parlarvi di chiamata a partire da una persona che ha veramente tanto da dire su chiamata, che è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo penso che sia all'interno della Bibbia forse la persona, almeno nel Nuovo Testamento, al di fuori di Gesù, che più di tutti ha risposto alla chiamata che Gesù gli ha dato. Perché Paolo ha sofferto qualsiasi cosa per la chiamata. È stato imprigionato, è stato lapidato, è stato insultato, è stato perseguitato, ha trovato la morte a causa della chiamata che lui aveva. E in Romani capitolo 1 versetto 1 Paolo si presenta alla chiesa di Roma dicendo così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. In questa presentazione che Paolo fa ai Romani, Paolo ci lascia chiaro una cosa: Paolo è stato chiamato. Paolo aveva una chiamata, la chiamata di Dio era su di lui. Però la Bibbia ci lascia molto chiaro una cosa: la chiamata di Dio non era solo su Paolo. C'è un versetto che oggi mi sentirete dire forse più di una volta, ma mi avete sentito dire questo versetto decine, centinaia di volte. Nella sala pastorale c'è un quadro con su scritto questo versetto, così che ogni persona che entra in quella sala per fare una riunione o che entra in quella sala per avere un momento di preghiera può leggere questo versetto su questo quadro. L'Andrea mi ha fatto una cover con questo versetto impresso sopra. È un versetto che si trova in 2 Timoteo 1,9, in cui Paolo a Timoteo dice così: Egli, cioè Dio, ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fino dall'eternità. Questo versetto non è un versetto che noi dovremmo leggere così senza dargli un significato logico, è molto logico, è molto razionale come versetto. Questo versetto è un versetto che dobbiamo leggere in ordine cronologico. Dio ci ha salvato e
successivamente ci ha rivolto una santa chiamata. Quindi non soltanto Paolo aveva una chiamata, come abbiamo letto in Romani 1:1, ma attraverso questo versetto noi possiamo intendere che ogni persona che può dichiarare di essere salvata, che lo Spirito Santo è entrato in lei, che ha fatto questa esperienza, che ha confessato con la sua bocca Gesù come Signore della sua vita, come Salvatore nella sua vita, che è salvata. Questa persona, dopo essere stata salvata, ha ricevuto la chiamata da parte di Dio. Quanti qua possono dire di essere salvati? Alzino la mano chi dice: io sono stato salvato, io ho ricevuto la salvezza, io ho fatto la mia confessione di fede. Tutti voi che avete alzato la mano, magari qualcuno non l'ha alzata per vergogna, ma tutti voi che siete salvati, vi assicuro una cosa: la chiamata di Dio è su di voi. E noi in effetti, come quei preti, no? Di cui mi raccontavano le testimonianze di come avevano ricevuto la vocazione, nella Bibbia noi possiamo trovare tante vocazioni, tante chiamate spettacolari. No? La chiamata di Samuele, vi ricordate? Samuele disteso nel tempio che sta sonnecchiando, era ancora un ragazzino, e sente questa voce: Samuele, Samuele. Samuele non sa chi sia, allora va dal sacerdote: Eli, mi hai chiamato tu? Eli: no, non ti ho chiamato, ma torna a dormire, vai che è tardi. Samuele torna a dormire, ancora Samuele, Samuele, e ancora una volta Samuele va da Eli: ma mi hai chiamato tu? No, non ti ho chiamato io, forse è Dio che ti sta chiamando. Vi ricordate questa storia? È una chiamata spettacolare quella di Samuele, come spettacolare quella di Paolo che sta andando verso Damasco per fare strage della chiesa, e arriva questa visione di Gesù che lo acceca. Gesù si rivela a lui, in quel momento Gesù gli dà la chiamata, gli dà la vocazione. Sono chiamate spettacolari. La chiamata di Isaia, questa visione spettacolare: chi manderò, chi andrà per me? Isaia risponde: eccomi Signore, manda me. Tutte chiamate spettacolari che noi troviamo all'interno della Bibbia. Ma se tu ancora stai aspettando una chiamata spettacolare per cominciare a fare l'opera di Dio, lascia che io sia abbastanza sincero con te: dubito che nel cuore della notte sentirai la voce di Dio che ti chiamerà nel sonno e ti dirà: Jefferson, Jefferson. Dubito. Angel, no. Forse sì, forse ti capiterà, ma non è facile. O finché stai guidando per andare al lavoro, visione, diventi cieco per 3 giorni. No, forse a noi non capiterà questo. A Paolo è successo, a Samuele è successo, a noi forse non capiterà. Ma sapete perché a noi non capiterà? Sapete perché? Perché noi già siamo stati salvati e già ci è stata rivolta la chiamata. Non c'è bisogno che Dio appaia nel cuore della notte, che Dio ci dia la visione, la rivelazione per chiamarci. Lui ci ha già chiamato. Lui ti ha già chiamato. Forse fino ad oggi non lo sapevi, hai scoperto questa cosa. Gesù ti ha già chiamato. La sua chiamata è già su di te. E quindi a chi è rivolta la chiamata di Gesù? Non soltanto ai pastori, ai leader, a personaggi famosi, no. La chiamata di Gesù è rivolta a tutti coloro che sono già stati salvati, perché Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. Ora, che cos'è però questa chiamata di cui stiamo parlando? Perché un'altra cosa che dobbiamo capire quando si parla di chiamata è che cos'è la chiamata. E molte persone, ho già sentito dire in questi anni, dicono così: la mia chiamata è predicare. La mia chiamata è suonare uno strumento, la mia chiamata è cantare, la mia chiamata è andare dall'altra parte del mondo a fare il missionario. Non è questa la nostra chiamata. Non è per questo che Gesù ci ha chiamato. Gesù non ha chiamato Nawan per suonare la pianola. Gesù non ha chiamato Fabio per fare i video su Instagram. Non è per questo che siamo stati chiamati. La chiamata di Gesù è molto chiara. E c'è scritta in un versetto della Bibbia, Matteo 28, versetto 19. Andate dunque per il mondo e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando a loro quello che io ho insegnato a voi. Questa è la chiamata che Gesù ci ha dato: andare a fare discepoli, andare a evangelizzare. E chi ha partecipato agli ultimi in casa di questa settimana? Chi c'era lì in casa? Bravi quelli che c'erano lì in casa di questa settimana. Chi non ha partecipato, tra 2 settimane, mi raccomando, non mancate. Ma in questa settimana, nei vostri in casa, probabilmente avrete fatto un bigliettino e avrete cominciato a pregare per persone che volete portare in chiesa, che volete che vengano a conoscere Cristo, che volete che ritornino magari in chiesa, no? E a chi aspetta il compito di portare queste persone in chiesa? A chi aspetta il compito di pregare per queste persone? A chi aspetta il compito di far conoscere Gesù a queste persone? Ai leader dei vostri in casa? Non aspetta a loro, anche a loro. Aspetta a me, non aspetta a me, anche a me, ma aspetta ad ognuno di noi, perché la chiamata di andare a fare discepoli è rivolta a tutti noi. Tutti noi. Tutti noi siamo stati chiamati da Dio a evangelizzare persone, a fare discepoli, a portare il Vangelo, a insegnare a loro quello che a noi ci è stato trasmesso, a tutti quanti noi, a battezzare persone, a tutti quanti noi, a tutti quanti noi. Quindi a chi è rivolta la chiamata? A tutti. Che cos'è la chiamata? Andare a fare discepoli, portare persone a Cristo. Allora lì entra in gioco il come noi possiamo compiere la nostra chiamata. E il come è molto vario. Ci sono persone che compiono la loro chiamata suonando uno strumento, cantando, predicando, andando a fare missioni, facendo video, facendo un sacco di cose. Ci sono molti modi per compiere la chiamata che Dio ci ha dato, ma la chiamata è e rimane sempre una: portare persone a Cristo. E nel come, lì Dio si usa a volte dei nostri doni, a volte dei nostri talenti. Non sempre. In quel versetto che abbiamo letto prima, 2 Timoteo 1,9, Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. Quindi Dio non ci ha salvato per poi inviarci a suonare uno strumento perché noi eravamo bravi tecladisti, come si dice tecladisti? Pianofortisti, tastieristi, pianofortisti. Sono appena arrivato in Italia, scusatemi. Dio non per forza ci chiama per quello che eravamo bravi a fare prima, non ci ha chiamato per le opere che noi facevamo prima. In Esodo noi vediamo che Dio chiama Mosè, gli dice: Mosè, voglio che tu costruisci per me un tabernacolo. Gli dice tutto come doveva essere questo tabernacolo, questo tempio in cui adorare Dio, no? E Mosè però non sapeva fare queste cose. E Mosè si sarà chiesto: ci sarà qualcuno che sarà capace di fare tutto questo? Perché era una cosa veramente enorme, gigante. E Dio gli ha detto: guarda, io ho preso queste 2 persone, Besalielo, Olab, e ho unto loro per fare questo lavoro. E da un giorno all'altro Dio ha dato un'unzione per portare persone a compiere la chiamata, perché non è in base a quello che noi sapevamo fare, non è in base alla nostra intelligenza, i nostri studi, capacità, doni, talenti. Forse sì, il nostro passato non è nascosto a Dio, forse sì, ma se Dio vuole, Dio può usare un muto, una persona che non sa parlare, per profetizzare per qualcuno. Dio può usare un'asina per dare profezie. Dio può usare una persona senza talento per costruire un tabernacolo. Dio può usarci come Lui vuole, non è in base alle nostre opere, è secondo il proposito che Lui ha per le nostre vite. E quindi non dobbiamo preoccuparci di come noi compieremo la nostra chiamata, ma quello che dobbiamo fare è compierla. E la nostra chiamata è fare discepoli. Ma all'interno della parola noi troviamo delle motivazioni, dei perché noi dovremo compiere la nostra chiamata. E i perché sono qualcosa di molto importante da intendere, perché noi possiamo sapere che cosa dobbiamo fare, possiamo anche sapere come dobbiamo farla, ma se non c'è una motivazione alla base per compiere la nostra chiamata, come qualsiasi altra cosa nella nostra vita, non lo faremo.
se non siamo motivati per fare qualcosa, noi non lo faremo. Possiamo sapere cosa c'è da fare, possiamo avere le risorse per farlo, ma se non c'è niente dentro di noi che ci spinge a farlo, non lo faremo. E l'Apostolo Paolo, nelle sue presentazioni, nelle lettere che scrive, ci dà 3 motivazioni, 3 perché compiere la nostra chiamata. Ce ne dà solo 3. Uno è ripetuto in varie lettere, prenderemo soltanto l'esempio di una lettera, e altri 2 sono soltanto in 2 lettere precise. Il primo perché noi lo troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 1, in cui Paolo a Timoteo si presenta così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Questo è il primo perché Paolo compiva la sua chiamata. Paolo compiva la sua chiamata perché lui era stato chiamato, abbiamo visto nella lettera ai Romani, Paolo era stato chiamato. E qua vediamo che Paolo era stato chiamato perché? Per volontà di Dio. Questa è la prima chiamata, il primo perché Paolo compiva la sua chiamata. Ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. Io oggi voglio lasciare da parte tutta la parte teologica di questa parola, perché il mio desiderio oggi non è che tu esca di qua pieno di informazioni, ma il mio desiderio è che tu possa uscire di qua veramente con una motivazione per compiere la tua chiamata, desiderando compiere la tua chiamata, avendo capito perché dobbiamo fare discepoli, avendo qualcosa che ti brucia dentro da dire: io esco da questa porta e vado a fare discepoli, vado a evangelizzare, vado a predicare il Vangelo, vado a rispondere alla chiamata che Gesù mi ha dato. E la prima motivazione che Paolo ci dà è che lui era stato chiamato per volontà di Dio, ovvero Dio ti ha voluto. Dio ha voluto Paolo e oggi la sua chiamata è su di te perché Dio ha voluto te. Dio ti ha scelto per compiere la chiamata. Non è incredibile? Non è incredibile? Io penso a me, penso al mio passato e dico: no, come mai Dio ha scelto me? Eppure Dio ha scelto me e ha scelto te per compiere la chiamata che è sulle nostre vite. Dio ha scelto me, ha scelto te per portare avanti la sua opera. Dio ha scelto noi. Non è qualcosa che ti fa sentire così onorato, non è qualcosa che ti fa sentire così felice. Dio ha guardato te e ha detto: io voglio questa persona per continuare quello che io ho cominciato 2000 anni fa, andare a fare discepoli. Sapete, oggi c'è qua il pastor Ronaldo. Il pastor Ronaldo mi ha consacrato a diacono, poi mi ha consacrato a presbitero, poi mi ha consacrato a evangelista. Ogni volta che mi chiamava prima del culto di consacrazione per dirmi: guarda che nel culto ti consacrerò a diacono, a presbitero, io dicevo, non lo dicevo a lui ovviamente, ma pensavo: ma pastor Ronaldo è pazzo? Perché mi deve consacrare a me? Ci sono tanti bravi qua. Io non sono adatto a fare questo. Non sono adatto per rispondere alla chiamata di Dio, perché Dio avrebbe scelto me. Non sono capace, non sono abbastanza santo, non sono preparato. Vedo persone molto migliori di me. Perché Dio avrebbe scelto me? È interessante quando Paolo si presenta ai Galati. Paolo dice così, un'altra motivazione che Paolo ci dà: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Noi non siamo stati scelti da uomini, non siamo stati chiamati da uomini. Tu non sei stato scelto da un uomo per continuare l'opera che Gesù aveva cominciato. Tu sei stato scelto da Dio. Dio da lassù. E non pensate che Dio abbia un libro, un librone con tutti i nomi, ha chiuso gli occhi e chi è? Fabio. No, non fa così. Dio ci ha scelto. E sapete cos'è la cosa più incredibile? Che Dio non ci ha scelto, come abbiamo detto prima, per i nostri talenti,
Dio non ci ha scelto perché siamo bravi, Dio non ci ha scelto perché siamo belli, Dio non ci ha scelto perché siamo forti nello spirito, Dio non ci ha scelto per questo. Se fosse così, che senso avrebbero le parole che Dio dice a Geremia? Io ti ho scelto fin dal ventre di tua madre. Cos'è che aveva che potenza spirituale aveva Geremia nel ventre di sua madre? Nessuna, no? Dio non ci ha scelto perché noi siamo dei grandi. Dio non ti ha preso, ha detto: Paolo, a me interessa il tuo talento, seguimi. È così. Sonia, a me interessa il tuo talento, seguimi. Dio non ci ha scelto per chi noi siamo, per quello che sappiamo fare. Dio non ci ha scelto perché gli interessano i nostri talenti, i nostri doni. Dio ci ha scelto perché a Lui interessiamo noi. Anche nei nostri peccati, anche nella nostra debolezza, anche nella nostra incompetenza, Dio ha scelto noi. Per questo che Paolo scrive a Timoteo e dice: Timoteo, quelli là, loro non si devono circoncidere, ma tu devi circonciderti, perché tu sei stato scelto da Dio. Tu devi, perché tu sei stato scelto. È la sua volontà che ti ha scelto. È Lui che ti ha scelto, non è stato un uomo, non sono stato io a istruirti come mio successore. Dio ti ha scelto. Dio. E quindi rispondi alla chiamata, perché è la sua volontà. È per sua volontà. Chiesa, B-Church e visitanti che ci sono oggi, noi siamo stati scelti per la sua volontà. Lui da lassù ha guardato verso di noi e ha detto: io scelgo te. Dio ci ha scelto per la sua volontà a compiere la sua chiamata. Un'altra motivazione che noi vediamo nelle presentazioni di Paolo, prima Timoteo 1:1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. Perché era stato scelto Paolo? Perché era stato chiamato Paolo? Qual era il perché? Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio. Per Paolo compiere la sua chiamata, per Paolo soffrire le persecuzioni, per Paolo vivere tutto quello che ha vissuto, era un ordine di Dio. Ora, domanda teologica difficilissima. Sapete che cos'è il peccato? Biblicamente, definizione biblica di peccato. Il peccato è la trasgressione ai comandamenti di Dio. Qua praticamente Paolo sta dicendo: io sono stato chiamato per comandamento di Dio. È un ordine di Dio. E se io non compio la mia chiamata, io sto trasgredendo a un comandamento di Dio. Se io non compio la mia chiamata, io sto peccando. Per questo motivo Paolo non si fermava davanti a niente. Potevano lapidarlo. Paolo è stato lapidato 2 volte. E quando veniva lapidato, non veniva lapidato come punizione, gli tiravano 2 o 3 sassetti, no, veniva lapidato affinché fosse ucciso, e ogni volta riusciva a liberarsi. E quando si rialzava da quella lapidazione, Paolo continuava. Perché? Perché se io non compio la mia chiamata, io non sto compiendo un comandamento di Dio. E se io non compio un comandamento di Dio, io sto peccando contro Dio. Compiere la nostra chiamata è qualcosa di molto importante. Non è qualcosa che noi dovremo fare se ci abbiamo voglia, oppure se non ci abbiamo voglia non lo facciamo. No, è un comandamento che Dio ci ha affidato. Spesso diciamo che questa chiamata di cui abbiamo parlato prima, Matteo 28:19, andate per il mondo, è l'ultimo comandamento che Gesù ci ha dato. E se è un comandamento e noi non lo compiamo, stiamo trasgredendo un comandamento. Se trasgrediamo un comandamento di Gesù, stiamo peccando. E forse allora, se veramente così, e se noi ci teniamo in qualche modo a non peccare,
Forse è il caso che a partire da oggi noi ci alziamo da queste sedie e cominciamo a rispondere alla chiamata. Forse è il caso che non veniamo più semplicemente in chiesa ad ascoltare una parola perché è bello venire in chiesa, è bello avere comunione, ma è il caso che noi veniamo in chiesa con l'intenzione di fortificarci, con l'intenzione di prepararci, con l'intenzione di ricevere qualcosa di sovrannaturale da parte di Dio che cambi la nostra vita e ci dia la forza per uscire nel mondo a compiere la nostra chiamata, perché è un comandamento di Dio, è un comandamento. E noi non possiamo più mettere scuse una volta che intendiamo questo, non possiamo più mettere motivazioni per non compiere la nostra chiamata, quando sappiamo che una delle motivazioni per cui compierla è che rispondere alla nostra chiamata, fare discepoli, andare per il mondo, predicare il Vangelo, è un comandamento di Dio. Ora, se noi non uccidiamo qualcuno perché è un comandamento di Dio, se noi non rubiamo perché è un comandamento di Dio, se noi non commettiamo tutta una serie di peccati perché è un comandamento di Dio, rispondere alla nostra chiamata non è diverso. Noi dobbiamo rispondere alla chiamata che Dio ci ha dato. Passo alla terza motivazione. Lettera a Tito 1, sempre i primi versetti, è sempre la presentazione di Paolo. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, un Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola per mezzo della predicazione che oggi è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. L'ultimo perché che Paolo ci rivela per cui compiva la sua chiamata è per promuovere la fede negli eletti. E in questi versetti Paolo ci rivela anche in che modo faceva questo: attraverso la predicazione della parola che gli era stata affidata da Dio. Una cosa che è molto importante che noi intendiamo è che la nostra chiamata, la chiamata che Dio ci ha dato e il come noi la compiamo non è qualcosa per noi, assolutamente. La chiamata non ha niente a che vedere con noi, ha solo a che vedere con gli altri, ha solo a che vedere con le persone intorno a noi. È per promuovere la fede negli eletti che noi siamo stati chiamati. Voglio concludere leggendo un testo di cui abbiamo cantato anche prima. È un testo molto conosciuto. Giovanni capitolo 4, Gesù che incontra la donna samaritana. In questo testo solitamente quando lo leggiamo ci concentriamo su un cibo che vediamo presente in questo testo, che è l'acqua di vita. No? Questa donna, Gesù chiede a questa donna: dammi da bere. Questa donna dice: tu chiedi a me da bere, io sono una samaritana, tu sei un giudeo. E Gesù gli risponde: se tu sapessi che ti sta chiedendo da bere, tu gliene chiederesti, perché io posso darti da bere fonte di acqua viva. Voglio leggere con voi questo testo, ma non lo leggiamo tutto perché è un po' lungo, solo alcuni versetti qua e là, perché all'interno di questo brano c'è anche un altro cibo di cui magari si parla un po' di meno, ma che non è meno importante dell'acqua viva che Gesù ci può dare. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. E una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora le disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. E Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto e egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. In quel mentre
giunsero i suoi discepoli. Qua siamo andati un po' avanti con i versetti, versetto 27. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: che cerchi? O perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare. E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Puoi ripetere questo versetto con me? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi, guardate le campagne, come biancheggiano già per la mietitura. Versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. È molto forte questo testo, secondo me. Gesù passa per la Samaria, no? E potremmo pensare: perché Gesù passa per la Samaria? Per trovare questa donna? Sì, Gesù non fa niente però mai per caso, lo sappiamo. E quel giorno Gesù manda i suoi discepoli a prendere da mangiare in città. E quando tornano, però scoprono una cosa: che Gesù non aveva fame. No, perché Gesù ha mandato i discepoli a prendere da mangiare se Gesù non aveva fame? E poi scopriamo qual è il pane che Gesù voleva mangiare: compiere la volontà del Padre. Non è strano questo ordine di Gesù di mandare i suoi discepoli in città a prendere da mangiare quando lui in realtà non voleva mangiare, secondo voi? Perché Gesù aveva mandato i discepoli in quella città? Sapete, i discepoli, gli apostoli, qua stiamo parlando degli apostoli. Gli apostoli avevano chiaro fin da subito qual era il loro compito. Gesù gliel'aveva detto. Troviamo questo versetto in Marco, al capitolo 3, versetto 13. Poi Gesù andò sul monte e chiamò i suoi apostoli. E perché li chiamò? Per 3 motivi: affinché stessero con lui, affinché predicassero il Vangelo e affinché andassero a scacciare i demoni. Gli apostoli sapevano benissimo perché Gesù li aveva chiamati: per andare a predicare il Vangelo, per fare la sua opera, scacciare i demoni, fare guarigioni. Loro lo sapevano già, lo sapevano fin da subito, fin da quando Gesù li ha chiamati. E quel giorno Gesù li ha mandati in una città della Samaria, una città che non era evangelizzata, i samaritani erano sempre in lotta contro i giudei. Gesù li ha mandati in mezzo alla città e è andato a prendere del pane. Ma Gesù che cosa voleva da loro? Abbiamo parlato 2 settimane fa, mi sembra, di alcuni test che Gesù fa con i suoi discepoli. Che cosa voleva Gesù dai suoi discepoli? Che andassero là per comprare il pane. Fratelli, noi dobbiamo vivere sempre la nostra chiamata. Che cosa voleva Gesù da quegli apostoli? Che andassero al panificio e dicessero: dammi 3 baguette. No, Gesù voleva che andassero là e dovunque andassero parlassero, portassero la parola, predicassero. È per questo che erano stati chiamati. Loro lo sapevano fin dal principio. E è per questo che noi siamo chiamati. E noi andiamo al panificio e parliamo di Gesù. Quanti qua parlano di Gesù al panificio? Quanti qua parlano di Gesù al supermercato? Andiamo al supermercato a fare la spesa, ci riempiamo il nostro carrello e usciamo
senza parlare di Gesù. Andiamo dal barbiere, dal parrucchiere e usciamo senza parlare di Gesù. Andiamo a scuola, al lavoro, dovunque andiamo, nei posti più comuni della nostra vita e usciamo senza parlare di Gesù. Ma Gesù non ci ha chiamato per andare al supermercato. Gesù non ci ha chiamato per andare dal parrucchiere. Gesù ci ha chiamato per parlare di Lui. E dopo veniamo qua in chiesa e qua parliamo solo di Gesù. E sapete quante persone qua hanno bisogno di sentire parlare di Gesù? Nessuno. Noi parliamo di Gesù nell'unico posto in cui non serve parlare di Gesù. E in tutti i posti in cui dovremo parlare di Gesù, noi facciamo i nostri affari e usciamo senza dire una parola. E quel giorno Gesù manda i suoi apostoli là. Gesù non era interessato che comprassero il pane. Gesù voleva che andassero in una città che non era evangelizzata e aprissero la loro bocca, portassero il Vangelo, parlassero di Lui, andassero a promuovere la fede negli eletti, che è per questo che noi siamo stati chiamati. E invece tornano con sacchetti pieni di cose da mangiare, ma senza nessuno che li seguiva. E poi Gesù dice: alzate gli occhi. Dice ai suoi apostoli: alzate gli occhi. E in lontananza si vede una folla di persone che sta arrivando verso Gesù, perché quella samaritana che era stata evangelizzata da lui era andata in città e aveva chiamato tutte le persone, e tutte le persone stavano accorrendo a vedere Gesù, perché quella donna ha detto: sarà forse lui il Cristo, andiamo a vedere. E quelle persone cominciano ad arrivare e Gesù dice ai suoi apostoli: alzate gli occhi. Voi dite che mancano 4 mesi alla mietitura, ma io vi dico: guardate i campi come biancheggiano, guardate quante persone ci sono da portare a Lui, guardate quante persone. E se 2000 anni fa c'erano quelle persone, oggi i campi sono bianchissimi, super bianchissimi. Oggi ci sono folle di persone che noi dovremmo portare a Gesù. Ci sono folle di persone in cui noi dovremo promuovere la fede. E questo spetta a noi. La chiamata oggi è su di noi. Guardate i campi come biancheggiano. Chi andrà a fare la mietitura? Chi andrà a parlare? Chi andrà a predicare? Chi andrà a portare la parola? Chi andrà a testimoniare di quello che Gesù ha fatto già nella vita di ognuno di noi? Chi andrà a raccogliere? I campi sono bianchissimi e noi siamo stati scelti da Lui per sua volontà. Ci è stato dato un comandamento che è sulla nostra vita e ci sono folle di persone che aspettano di sentire una parola che le conduca a Cristo, e questo compito spetta a noi. Io e te siamo stati salvati e poi ci è stata rivolta una santa chiamata, non per chi noi eravamo, ma per il proposito che Gesù ha nella nostra vita e la grazia che ci è stata fatta in Lui fino dall'eternità. Amen. Alziamo in piedi, andiamo verso la fine. Queste 3 presentazioni di Paolo che abbiamo letto sono le uniche 3 presentazioni in cui Paolo comunica il perché. Sono chiamato per volontà di Dio, sono chiamato per comandamento di Dio, sono chiamato per promuovere la fede. E la cosa interessante
è che queste 3 presentazioni si trovano in 3 lettere molto specifiche. Prima Timoteo, seconda Timoteo, Tito. Sono 3 lettere che nella Bibbia sono chiamate lettere pastorali, rivolte a dei pastori, rivolte a persone che stavano rispondendo alla loro chiamata, persone che avevano preso la responsabilità della chiamata che è su di loro. E oggi voglio chiedervi, quanti di noi hanno preso questa responsabilità? Quanti di noi veramente hanno preso la responsabilità della chiamata che Dio ci ha rivolto? Perché Dio l'ha rivolta a tutti quanti noi, a tutti quanti noi. E quanti lo stanno facendo? Quanti veramente non vanno semplicemente al panificio, ma aprono la loro bocca senza paura per parlare di Cristo? Sapete, oggi il mondo vuole farci credere che vivere una vita cristiana e parlare di Gesù sia qualcosa di fuori moda, qualcosa di sconveniente. Ah, se sei cristiano non puoi fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare questo. Puoi rimettere seconda Timoteo, per piacere, 1:9, leggiamo anche qualche versetto in più. Se vuoi puoi leggere anche te insieme a me. Egli ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fino dall'eternità. Versetto 10. Ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Versetto 11. In vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Queste parole devono essere parole che non sono solo di Paolo, sono parole per tutti quanti noi. Dio ha salvato ognuno di noi e ad ognuno di noi è stata rivolta una santa chiamata. E questa chiamata, come abbiamo letto, è una chiamata che non porta morte, ma porta vita, luce e immortalità intorno a noi. Perché dovremmo vergognarci di portare un Vangelo che porta vita? Perché dovremmo vergognarci di portare un Vangelo che porta immortalità? Perché dovremmo vergognarci di portare un Vangelo che porta salvezza? Noi dobbiamo prendere la responsabilità di quello che Dio ci ha oggi affidato, perché lo ha affidato a noi. Il Vangelo della sua resurrezione è un Vangelo che porta vita, luce e immortalità. È un Vangelo del quale noi siamo stati costituiti araldi, testimoni, evangelisti, apostoli, insegnanti. Noi siamo stati costituiti tutto questo. E noi lo sappiamo. Per fare questo, portare questo Vangelo, noi passiamo e passeremo per difficoltà, passiamo e passeremo per afflizioni, tribolazioni. Guardate Paolo, quello che ha passato. Non c'è mai stato nascosto niente di tutto questo, ma abbiamo una promessa, e quella promessa la troviamo in quella chiamata che Gesù ci ha dato. Andate dunque a fare i miei discepoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnate a loro quello che io vi ho insegnato, ed ecco, io sarò con ognuno di voi fino alla fine. Questa è la promessa di Gesù. Lui sarà con noi fino alla fine. Finché noi compieremo questa chiamata, Lui sarà con noi. Quando noi apriremo la nostra bocca, Lui sarà con noi. Quando noi porteremo il suo Vangelo, il suo Spirito ci consiglierà le parole da dire. Quando noi imporremo le nostre mani, non saremo noi, sarà Lui che attraverso di noi compierà guarigioni. Quando noi pregheremo per persone, sarà
con noi a fortificarci e a far sì che quelle preghiere possano avere un esaudimento. Lui sarà con noi. E quindi non preoccupiamoci di quello che sarà, non preoccupiamoci dell'afflizione, non preoccupiamoci della tribolazione, perché Lui sarà con noi. Paolo è stato disposto a dire: io per il Vangelo di Cristo non sono solo disposto a essere messo in prigione, io sono disposto a morire, perché Lui mi ha chiamato, Lui mi ha scelto. È un comandamento che io ho. Io devo promuovere la fede negli eletti e so che Lui sarà con me. Lui sarà con me in mezzo alla prigione, Lui sarà con me in ogni difficoltà, Lui sarà con me. C'è un versetto meraviglioso che dice così: alcuni si affidano ai carri, altri si affidano ai cavalli, e noi potremmo aggiungere, altri si affidano alla tecnologia. Qualcuno si affida alla scienza, altri alla filosofia, altri alla psicologia, altri si affidano a se stessi, ma noi riponiamo la nostra fiducia nel Signore degli eserciti. Noi riponiamo la nostra fiducia in Gesù Cristo, e la sua promessa è che quando noi apriremo la nostra bocca, Lui sarà con noi. È che quando noi imporremo le nostre mani, Lui sarà con noi. È che finché noi risponderemo alla chiamata che Lui ci ha dato, e finché noi diremo: eccomi Dio, manda me, Signore, sono qua, Lui sarà con noi e non ci abbandonerà. E potremo fare nostre quelle parole che disse a Giosuè: io combatterò per voi, io combatterò per voi. Possiamo avere questa fiducia. Lui sarà con noi, e questa è la promessa più grande che noi potremo ricevere da parte di Gesù. Che noi possiamo uscire da qua questa sera più motivati a compiere la chiamata che Gesù ci ha rivolto, sapendo che l'ha rivolto ad ognuno di noi, sapendo che Lui ci ha scelto personalmente. E tu puoi guardare te stesso e dire: Dio, io non ho niente da offrirti. Dio, io sono il peggiore tra i peccatori. E nonostante questo, Lui ha scelto te, sapendo che la chiamata che è sulla tua vita non è un hobby e neanche un piacere che Lui ti ha chiesto, è un comandamento di Dio, è un ordine che Lui ti ha dato. E sapendo che ci sono campi imbiancati che aspettano di ricevere la tua parola, affinché la fede possa essere promossa in questo mondo e persone possano ricevere la salvezza che Gesù ha promesso. Amen. Prega per la tua vita in questo momento, prega per la tua vita, perché Dio possa saldare in te queste motivazioni e possa farci diventare audaci come l'Apostolo Paolo, forti come Lui, temerari, coraggiosi come Lui, infermabili come Lui, affinché in molti possano conoscere il nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, io ti prego, Signore, per me e per tutta la tua Chiesa, affinché possiamo essere veramente forti, Signore, nella nostra motivazione di compiere la chiamata che Tu ci hai rivolta, sapendo che la salvezza che un giorno Tu hai dato a noi oggi è disponibile per molti, che i campi stanno biancheggiando, ma che questa salvezza non arriverà finché noi non apriremo la nostra bocca, finché noi non ci alzeremo dalle nostre sedie, finché noi non smetteremo di dichiarare il Tuo nome in questo luogo, ma andremo là fuori a dichiararlo. Signore, ti chiedo perdono se fino ad oggi non sono stato così, fino ad oggi non ho risposto appieno alla Tua chiamata, ma che a partire da oggi Tu possa mettere in me una o più motivazioni che brucino dentro il mio cuore, affinché quando uscirò da questa porta il Tuo nome sarà sempre sulla mia bocca, il Tuo nome sarà sempre nel mio cuore, il Tuo nome sarà la prima cosa che dirò dovunque io andrò, e che il Vangelo della salvezza che Tu hai portato a mia conoscenza possa essere diffuso per mio mezzo a tutto questo mondo. Io ti prego per me e per la Tua Chiesa, Dio, che ognuno di noi possa vivere questo,
Facci i tuoi araldi questa sera, testimoni, ambasciatori del tuo Vangelo. Facci i tuoi apostoli e mandaci dovunque tu vuoi. Facci insegnanti della tua parola, affinché possiamo insegnare ciò che tu ci hai trasmesso, sapendo che tu sarai sempre con noi. Ogni volta che apriremo la nostra bocca, ogni passo che faremo, ogni mano che imporremo, tu sarai lì e mai ci abbandonerai. Io credo questo, Dio. Io credo questo. Brucia dentro di me con una nuova motivazione. Brucia dentro di me e attraverso di me fai bruciare questa generazione infiammata per te e per il tuo nome. Una generazione che viva, che trovi, che scopra la salvezza che tu ci hai promosso su quella croce. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen.
Amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo siano con tutti quanti noi. E in quanti siamo? Noi siamo uno. Dio vi benedica, ci sarà qualcosa da mangiare là, non andate via, ma stiamo qua a parlare di Gesù.